Giovanna Zoboli, scrittrice, autrice e fondatrice della casa editrice Topi Pittori, che ci ha permesso di conoscere, di avvicinarci qui in Italia all'opera di Johanna Consejo. Com'è avvenuto l'incontro tra di voi che poi ha portato a una relazione bellissima che va ben oltre il rapporto editore-artista? È venuto in un modo curioso, nel senso che io ho incontrato le immagini di Johanna su un sito di un premio italiano che si chiama Calabria Incantata, solo che in questo sito non era nominata l'autrice, quindi io non sapevo chi fosse l'autrice di queste immagini che mi sono sembrate immediatamente splendide. Pensavo fosse un'autrice famosa di cui io non sapevo, di cui non conoscevo l'esistenza. Ho trovato un indirizzo, ho scritto una mail agli organizzatori di questo premio e non ho avuto risposta per un anno. A un certo punto, dopo un anno, mi risponde il bibliotecario che organizzava questo premio dicendomi che si scusava per la lunga attesa, ma finalmente aveva ritrovato la mail e poteva rispondermi, e finalmente mi ha rivelato il nome dell'autrice di queste splendide illustrazioni, che era quello di Johanna. Mi ha dato anche un contatto e a quel punto io sono riuscita a mettermi in contatto con lei e da lì è nato tutto. Lei ci ha mandato questa storia del Signor Nessuno, che è stato poi il primo albo che lei ha pubblicato in assoluto nel mondo, e l'ha pubblicato con noi, è uscito nel 2007, era una storia che ci ha subito conquistati, ci è sembrata molto bella e lei ha lavorato poi sulle tavole realizzandole e da lì poi è nata proprio, direi, è nato un rapporto di amicizia, di rispetto, di stima per il reciproco lavoro, anche di consonanza di idee, per cui abbiamo sempre fatto in modo di non perderci, di lavorare insieme, e siamo molto contenti perché da quel momento, quando Johanna era una sconosciuta ad oggi, abbiamo realizzato insieme tante cose e Johanna è diventata quell'autrice straordinaria che era già a quell'epoca, e quindi questo per un editore è un grande premio. Che cosa l'ha colpita in particolare del linguaggio di Johanna? È una grande compositrice di immagini, quindi anche nella doppia pagina degli albi è proprio in grado di utilizzare lo spazio in maniera veramente sempre sorprendente. Quindi ecco, questa sua abilità, che poi diventa un'abilità narrativa, diventa una cosa molto importante per me da passare ai bambini, da trasmettere, che è quello di offrire loro un punto di vista attraverso cui guardare le cose, quindi rivelare la realtà, quello che esiste intorno a noi e da soli non riusciamo a vedere. Di C'era una volta una bambina, un libro al quale voi avete lavorato assieme. Com'è stata questa collaborazione e appunto com'è stato lavorare sulle stesse tavole, da una parte con la parola, dall'altra con l'illustrazione? Johanna aveva fatto le illustrazioni di questo libro per un editore coreano e questo editore, sapendo che noi eravamo gli editori italiani di Johanna, ci ha proposto il libro, l'edizione italiana, e quando abbiamo visto il libro mi sono in qualche modo resa conto che la fiaba di Cappuccetto Rosso che Johanna stava raccontando aveva qualcosa di strano rispetto alle versioni che conoscevamo noi, che erano quelle che poi ha pubblicato l'editore, che era la versione dei Grimm. L'editore francese invece ha pubblicato sia nello stesso libro sia il testo dei Grimm che quello di Perrault. E io, guardando quelle immagini, mi chiedevo che storia fosse e ho chiesto a Johanna se potevo scriverla. E ho scritto questo testo cercando di essere il più fedele possibile a quello che vedevo nelle sue immagini, e quindi questo testo è nato proprio attraverso una curatissima ispezione visiva delle sue illustrazioni, ed è nato così, è nato con quel ritmo, proprio perché con quelle parole, proprio perché era quello che io vedevo.
E la cosa molto bella che quando Johanna ha letto questo testo mi ha raccontato che in effetti, io questo non lo sapevo prima, che quello che quando da piccola lei sentiva queste storie, Cappuccetto Rosso era un personaggio che la irritava anche, non le piaceva, le sembrava si contraddicesse, che fosse una bambina che qui non si trovava. E quindi quando aveva avuto la commissione dall'editore coreano, pur sapendo che quella era la fiaba di lei, non l'ha riletta e ha costruito le immagini sulla base dei suoi ricordi di come avrebbe voluto la storia. Quindi in qualche modo c'era stata veramente una corrispondenza tra quello che ho scritto io e quello che lei voleva fare con quelle illustrazioni, è stata una grande soddisfazione.